Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Il caos sulla A19 provoca l'ira del presidente della regione Schifani, che chiede la testa del vertice di ANAS. Per il governatore non è stata nemmeno considerata l'ipotesi di una bretella alternativa per snellire le code. Caldo africano, almeno per 10 giorni in Sicilia. L'anticiclone protagonista, un po' di sollievo arriverà dal vento fresco nel fine settimana. Mobilitazione contro la guerra davanti alla base NATO di Sigonella. I manifestanti temono che la Sicilia diventi un avamposto tra due blocchi contrapposti. Aumentano le truffe agli anziani del Trapanese. I carabinieri chiedono ai cittadini di chiamare al primo sospetto il 112. Missione abbronzatura perfetta tra chi ama esporsi al sole. C'è anche chi si mostra incurante sull'importanza della corretta protezione per evitare rischi di importanti malattie alla pelle. Grande appuntamento live ieri sera al Foro Italico di Palermo per il concertone di Radio Italia. Oltre 100.000 spettatori e tantissimi artisti sul palco. E uno degli allenatori più in voga del calcio italiano, Vincenzo Italiano, tornato nella sua Ribera, accolto dal calore dei suoi concittadini dopo il trionfo in Coppa Italia con il Bologna. La Meta Catania vince il secondo scudetto consecutivo nel calcio a 5. I rossazzurri si impongono anche in gara 2 di finale con Napoli e si confermano sul tetto d'Italia. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale parlandovi di una dura presa di posizione del governatore Renato Schifani nei confronti dei vertici di ANAS, e tutto questo in merito all'ennesimo fine settimana nel quale si raccontano disagi, gravi disagi per gli automobilisti sull'autostrada Palermo-Catania, sulla A19. Il governatore chiede che venga rimosso il presidente di ANAS in Sicilia. Ma sentiamo tutto nel servizio di Desiree Ferlito. Il presidente della regione Renato Schifani ha chiesto perentoriamente il licenziamento dei vertici di ANAS Sicilia per l'atteggiamento poco collaborativo nel risolvere i gravi disagi causati dai cantieri lungo l'autostrada A19, in particolare nel tratto in prossimità di Bagheria. Dopo la riunione del Comitato Operativo Viabilità, ieri in prefettura a Palermo, il governatore in una nota si dice molto irritato. La soluzione prospettata durante il sopralluogo insieme alla polizia stradale era la creazione di una bretella alternativa, deviare in caso di necessità o in situazione di emergenza il traffico sulla strada statale 113, la soluzione invece prospettata da ANAS. Immediata la reazione del governatore, che chiede quindi all'azienda un cambio di passo immediato. Servono responsabilità, visione e capacità di adattamento. Non è possibile pensare che i vertici regionali di ANAS siano in ferie, demanando a terze linee la gestione, continua il presidente Schifani. La Regione farà sentire la propria voce in tutte le sedi, anche a livello ministeriale. ANAS Sicilia continua a dimostrare scarso senso di collaborazione istituzionale nei confronti del ruolo del commissario e nei confronti dei siciliani. In queste settimane, infatti, gli utenti stanno affrontando disagi e lunghe code a causa di una pianificazione sbagliata dei lavori da parte dell'azienda, che ha dato il via a 2 cantieri contigui proprio alle porte di Palermo, e per di più in un periodo di traffico particolarmente intenso come quello estivo. E ne parleremo ancora del traffico scendendo nel dettaglio nel prossimo servizio, che però puntualizza quelli che saranno dei giorni davvero difficili per quello che concerne il grande caldo, un caldo sicuramente africano, colpevole l'anticiclone. L'unico sollievo arriverà da un po' di vento più fresco nel fine settimana, ma saranno solo pochi giorni, poi davvero sarà incubo per il caldo da bollino rosso. Francesco Aloi. 38 gradi, la temperatura reale, quella percepita supera i 40. Qui siamo vicino al mare, quindi si sta meglio rispetto all'entroterra, dove c'è ancora più caldo. Oltre al sole, forte e cocente, in questo fine settimana c'è un leggero vento, quanto basta per fare sopportare le alte temperature. Ma attenzione, perché nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire ancora. Per quanto riguarda le giornate di
di domenica e di lunedì è previsto un temporaneo calo di un paio di gradi, quindi non molto, a causa di venti più settentrionali. Per quanto riguarda poi il resto della settimana, a partire da martedì, nuovo aumento delle temperature. Pluto, si chiama così l'anticiclone nordafricano che sta infuocando tutto il paese, resterà dalle nostre parti ancora per un po'. Così chi può ne approfitta per andare al mare. Indossato il costume ci si mette in auto per raggiungere la spiaggia ed ecco che si formano le lunghe code. Ancora una volta la 19 Palermo-Catania è quella con la situazione più critica. Chilometri di fila soprattutto nel tratto tra Bagheria e Casteldaccia, direzione Catania. Tutto comunque monitorato dall'ANAS. La Sicilia si mobilita contro la guerra, lo fa con un presidio e un corteo davanti alla base NATO di Sigonella. Un rischio, quello che si sta vivendo, spiegano i manifestanti, è proprio che la Sicilia possa diventare un avamposto tra due blocchi contrapposti. Ma sentiamo Orazio Longo. Sapendo che chi siamo oggi qua non bastiamo. Abbiamo la necessità, territorio per territorio, piazza per piazza, luogo di lavoro per luogo di lavoro, di fare crescere un movimento popolare della pace e per la pace. Eccolo il popolo della pace in marcia fino alla base NATO di Sigonella. L'articolo 11 della Costituzione ad aprire il corteo con uno striscione mentore dei padri costituenti. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. Un presidio della CGIL assieme all'Ampia, alla comunità di Sant'Egidio, Lega Ambiente Libera, WISP e Zero Waste. Il piano di riarmo che si sta alimentando in Europa e negli stati nazionali sia un piano che guarda lontano dalle necessità reali di questa nostra regione e di questo nostro paese. Ogni punto percentuale in più investito nella difesa significa sottrarre investimenti per l'azione contro la crisi climatica, la vera minaccia del nostro pianeta. La paura è che la nostra isola possa diventare avamposto di una guerra tra due blocchi contrapposti. Cita Pio La Torre, il segretario del PD Anthony Barbagallo, in una frase che disse il 4 aprile del 1982 in un'altra manifestazione contro l'installazione allora dei missili cruise a Comiso. Dopo 43 anni siamo ancora qui a chiedere pace, spiega Livia Adorno del Movimento 5 Stelle. La Sicilia è una terra di dialogo, vuole rimanere tale e allora anche per questo abbiamo presentato una interrogazione al Parlamento siciliano a mia prima firma e condivisa dall'intero movimento proprio per chiedere al Presidente Schifani di prendere posizione netta col governo Meloni. Stop a tutti i conflitti, in primis a quello israelo-palestinese, restituiamo la parola alla diplomazia, l'esortazione finale della rete siciliana contro la guerra. Restiamo in tema perché nell'ultimo appuntamento con il programma del sabato su Telecolor Il Punto ci sarà anche questa tematica, ma non solo, naturalmente come sempre per anticipare ai nostri telespettatori di cosa si parlerà c'è Luca Ciliberti. Luca. Grazie Roberta, abbiamo titolato questo programma Guerra e Pace o Pace e Guerra, fate voi, insomma i temi della geopolitica interessano la Sicilia che è centrale nello scacchiere del Mediterraneo, nello scacchiere anche del Mediterraneo nei confronti del Medio Oriente, però la politica siciliana sembra interessarsi invece delle mancette all'Ars o di queste di questi clientes che in qualche modo distolgono l'attenzione da tutto quello che sta succedendo nel mondo. E allora noi vogliamo riportare alto il dibattito sulla politica, quindi avremo tanti ospiti, l'ambasciatore Scognamiglio tra i tanti, esperto di politiche americane e europee, avremo tanti ospiti, tanti politici, avremo anche il generale Vannacci che è come dire, un personaggio controverso in qualche modo della politica europea, e poi tanti collegamenti, parleremo ovviamente anche della marcia per la pace, è tutto declinato ovviamente in chiave siciliana per far comprendere ai nostri telespettatori che estate ci aspetta, cambia tutto da un momento all'altro, però cerchiamo almeno di interpretare quello che sta accadendo al momento. Grazie Luca, naturalmente appuntamento alle 14.30 subito dopo questo telegiornale che adesso parla ancora una volta di emergenza, violenza nel centro storico di Palermo. Ci racconta tutto Marco Gullà. Da un lato c'è il mercato, i colori, il folklore e i turisti, poi dall'altro ci sono violenza, risse e aggressioni. Ancora una volta il centro storico di Palermo ad essere la copertina della cronaca, l'ultimo episodio qualche giorno fa, quando una serena serata in Vucciria si è trasformata in un incubo per 5 turisti. I giovani, 4 ragazzi portoghesi e una ragazza italiana, stavano trascorrendo la serata in totale relax, quando sarebbero stati puntati da un gruppetto di palermitani che li avrebbe avvicinati e rapinati. I poveri turisti
avrebbero tentato di reagire e ne sarebbe nata una colluttazione, rapinati e percossi. Un episodio che ovviamente non fa altro che alimentare la lunga scia di violenza che soffoca questa parte del capoluogo. Al tramonto, manco fosse un film, il centro storico diventa insidioso e territorio di bande di extracomunitari. Tra spaccio e rapine, percorrere le vie centrali della città diventa alquanto pericoloso e così i turisti diventano facili prede da avvicinare e importunare. Come richiesto da cittadini e associazioni, spesso mancano le forze dell'ordine a vigilare. Ovviamente una cattiva pubblicità per la città che proprio grazie al turismo è riuscita a scalare le speciali classifiche di gradimento, ma tutto questo non fa che macchiare questi colori, quelli della vera Palermo. Adesso ci spostiamo a Trapani, dove sono in aumento le truffe nei confronti degli anziani. Dopo gli arresti, le denunce, i truffatori cambiano metodo, ma non cambiano le vittime. I carabinieri avvertono i cittadini: al primo sospetto bisogna chiamare il 112. Laura Spanò. Nei mesi scorsi, dopo una serie di arresti effettuati dai carabinieri in provincia di Trapani, si era registrata una lieve flessione delle truffe ai danni di anziani, ma in queste settimane però il fenomeno è tornato a crescere e la preoccupazione anche. I carabinieri infatti hanno raccolto diverse segnalazioni, in particolare a Trapani e Mazara del Vallo, dove si moltiplicano gli episodi che seguono un copione ormai noto, ma con varianti sempre più subdole. Tutto questo nonostante non siano mancati arresti e denunce e le campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia le persone più fragili. Se prima lo schema più utilizzato era quello del finto incidente stradale con conseguente telefonata di un carabiniere e l'arrivo a casa di un finto avvocato, oggi a far leva sulla paura sono altri espedienti. I truffatori, verosimilmente ben organizzati e aggiornati, hanno cambiato metodo, ma la dinamica è ancora una volta ben studiata, come spiega il colonnello Dario Pigliotta. I truffatori telefonano all'abitazione della vittima e con la scusa che si è verificato un furto in quella zona chiedono di controllare l'oro presente dentro casa per verificarne l'eventuale provenienza furtiva. In questo caso si presentano presso l'abitazione della vittima, chiedono di far divisionare l'oro presente, tutto l'oro presente dentro casa, e con una scusa banale distraggono la vittima, chiedono ad esempio un bicchiere d'acqua e a quel punto si danno alla fuga con tutto il bottino. È una truffa, chiamate immediatamente il 112 affinché noi possiamo efficacemente intervenire. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi parleremo della missione di tanti per avere una bronzatura perfetta. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, arrivata con l'estate, anche la missione abbronzatura perfetta da ottenere subito, anche a costo di preoccuparsi poco della pelle. Ma si conoscono davvero i rischi dell'esporsi senza una regolare protezione? Sentiamo Desiree Ferlito. Esporsi al sole senza protezione, per giunta nelle ore più calde, o usare acceleratori di abbronzatura, ma anche spruzzarsi acqua e sale per velocizzarla. Sono i recenti, pericolosissimi trend promossi su TikTok. Tintarella da ottenere a tutti i costi, sottovalutando troppo spesso l'altissimo rischio per la salute. I giovani d'oggi si sentono più belli quando sono abbronzati, ma l'abbronzatura fa bene? In realtà quando noi ci esponiamo al sole è vero che produciamo più vitamina D, però andiamo incontro a tantissimi rischi. Uno fra tutti il melanoma, quindi i tumori della pelle. Ottenere il tanto desiderato colore tambrato diventa tra i giovani quasi una sfida. Sui social spopola l'hashtag UV Index, con migliaia di video che invitano a esporsi al sole nelle ore proibite. Di fondo tanta cattiva informazione. Quali sono i rischi secondo te? Non ho la più pallida idea, assolutamente. Tu lo sai, però utilizzi la crema solare? Sì, la utilizzo. Quali sono i rischi dell'esporsi al sole senza l'adeguata protezione? Bruciarsi, io ne so qualcosa, mi brucio sempre, mentre lei si abbronza sempre. Cosa stai usando per abbronzarti? Olio solare spray. Conosci i rischi dell'esporsi al sole senza protezione? Sì, li conosco i rischi, lo so, sono stato un pochino superficiale. Tra i giovani l'uso della protezione solare sembra essere facoltativo. Dovrei utilizzare delle protezioni, ma non le ho mai utilizzate, quello sì.
Quel che conta è la bellezza della bronzatura da raggiungere subito. A salvarsi la pelle ci penseranno domani. Tantissimi pazienti mi chiedono come mai se si mettono la protezione solare vengono comunque le macchie. Molto spesso il danno è stato fatto da giovani, quindi quando magari non utilizzavano le attenzioni che utilizzano adesso, le nostre cellule danneggiate hanno memoria e oggi che stiamo invecchiando compaiono. Alla musica, grande appuntamento live ieri sera al Foro Italico di Palermo per il concertone di Radio Italia. Pensate, oltre 100.000 le presenze registrate, a farne le spese però gli automobilisti che sono stati letteralmente intrappolati nel traffico cittadino. Marco Gullà. Oltre 100.000 persone hanno assistito ieri sera dal Foro Italico di Palermo al concertone di Radio Italia, un evento eccezionale, musica, balli e divertimento. Gli artisti sul palco, da Rova, Rose William e poi Negramaro, Raff, Noemi, Francesco Gabbani, Gaia, The Colors, Blanco, Tananai e Annalisa. La musica che unisce, la musica che accende Palermo e i tantissimi spettatori sul prato del lungomare già dalle prime ore del mattino. Tra vecchi successi, brani sanremesi e novità dell'estate, per il Foro Italico è stata una notte in cui l'unico diktat era cantare insieme e divertirsi. Per Palermo è invece il secondo evento musicale di rilievo in 7 giorni, dopo il doppio appuntamento con Gigi D'Alessio a Renzo Barbera. Ed è tornato nella sua Ribera, in provincia di Agrigento, da vincitore Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia. Un legame profondo con la terra d'origine celebrato dall'abbraccio della sua comunità. Sentiamo Davide Sardo. È tornato a casa accolto dall'affetto della sua gente. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e vincitore dell'ultima Coppa Italia, ha fatto tappa a Ribera, nel cuore dell'Agrigentino, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. In centro, tra amici, parenti e tifosi, ha ricevuto anche il titolo di socio onorario del circolo ricreativo Buoni Amici, a conferma di un legame mai spezzato. Tornare qui dopo aver trascorso le stagioni sportive è sempre una meta per me fissa, con amici, parenti, e ritornare qua per me al mare, al sole, trascorrere un po' di serenità per ricaricare le pile, ripeto, è sempre una tappa fissa. Nato a Karlsruhe in Germania, da genitori emigrati per lavoro, Italiano è tornato a Ribera quando aveva appena 6 mesi. È qui che ha iniziato a inseguire il suo sogno, passando dalle giovanili locali alle panchine della Serie A. Per me non si è mai staccato quel cordone che c'è con la Sicilia, Ribera, i miei trascorsi anche a Trapani, Partinico, perché sono stato anche in varie squadre dove sono stato bene, quindi la Sicilia per me è una meta fissa. Un ritorno carico di emozione, quello di un uomo che non ha mai dimenticato le sue origini e che oggi è simbolo di orgoglio per un'intera comunità. Adesso ci fermiamo ancora in chiusura di telegiornale, il calcio con il calciomercato per quanto riguarda l'apertura ufficiale ormai in avvicinamento e poi con il secondo scudetto consecutivo per la Meta Catania. A tra poco. Siamo al calcio. Dal 1° luglio l'apertura ufficiale del calciomercato, ma le siciliane sono già attive. Marco Carli. Il Palermo vive sull'onda lunga dell'entusiasmo suscitato dall'arrivo di Inzaghi, tecnico che ormai è in B è una vera garanzia, come dimostra la promozione col Pisa nella passata stagione. Insieme a Brunori ha presentato la nuova maglia dei rosa. La onoreremo, hanno detto. Intanto la società lavora sul mercato, Elia dallo Spezia e Augello dal Cagliari sono 2 obiettivi su cui si stringe, 2 esterni, uno di centrocampo, l'altro di difesa, per puntare in alto insieme ad altri che arriveranno. Per il Catania sono 2 gli obiettivi: dare a Toscano un organico quanto più completo
completo possibile per il ritiro e sfoltire la rosa per far lavorare il tecnico su un gruppo definito. Gega, ad esempio, va al Casarano, Castellini vicino al Mantova, ma con un probabile prestito oneroso. La prossima settimana dovrebbe fornire un responso definitivo su Inglese, anche se le sensazioni, come detto da Pastore, sono positive. Nel frattempo si monitora la situazione legata ad altri attaccanti. In difesa si parla di Silvestri, di Pieraccini e del Cesena. In casa Siracusa, Turati in città ha incontrato la dirigenza per impostare la stagione. Per quanto riguarda il DS, mentre inizialmente si pensava di affidare le competenze al direttore generale, prende piede l'ipotesi invece di una figura specifica del ruolo. Si parla tanto di Laneri. Nei primi giorni della prossima settimana gli scenari dovrebbero essere ancora più chiari. Il Trapani ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Sergio Sabatino. Il difensore granata, che nelle ultime 2 stagioni ha indossato la fascia di capitano, ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026. E adesso alla Meta Catania, che ha vinto il secondo scudetto consecutivo nel calcio A5, sempre Marco Carli. Una festa che vale doppio, come i 2 scudetti consecutivi, impresa storica che eleva la Meta Catania del presidente Enrico Musumeci dominatrice dell'ultimo torneo, come dimostrano anche le 2 gare di finale con Napoli, ma anche, e questo è il merito maggiore, portatrice di un progetto serio e vincente basato anche sulle forze catanesi e siciliane in genere. Questa è la nostra prerogativa, continueremo a lavorare sui siciliani, sui catanesi, sui ragazzi che vogliono venire a giocare a calcio a 5. Questo è un grande scudetto perché ripetersi è più difficile, ma quello che ho detto ai vostri colleghi oggi davanti al pubblico catanese è stata un'emozione unica. La partita, intanto la cornice di pubblico, l'ennesimo esempio di quanto Catania sia capace di dare in termini di entusiasmo. Un entusiasmo che ha trascinato fin da subito il primo gol e di un grande protagonista come Turmena, che mette in rete con una perfetta punizione di sinistro. Siamo a metà del primo tempo. Il brasiliano raddoppia al 17esimo sfruttando un power play non utilizzato al meglio da Napoli e segnando a porta vuota dalla lunga distanza. In apertura di riprese ancora uno dei grandi protagonisti della stagione etnea a triplicare. Podda va in rete su tiro angolato. Napoli non si arrende e accorcia con Berruto. Turmena prende il rosso. Napoli si avvicina ulteriormente a 1 minuto dalla fine con Vavà. Ultimi secondi concitati. Sichera protagonista come tutta la Meta, che alla fine esulta con merito ed entra definitivamente nella storia. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi lascio con Il Punto, con Luca Ciliberti, e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà questa sera alle 19. Buona giornata a tutti.